Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scoperta talpa al Tribunale di Palermo, arrestato un commesso giudiziario che informava la criminalità sullo stato delle indagini. Non credo al suicidio, vogliamo la verità, parla il fratello di Ayman, il sedicenne, morto 8 mesi fa dopo essersi dato fuoco a Merì, in provincia di Messina. Mancano l'arma e il movente per l'omicidio del cameriere di Palermo. Le telecamere incastrano il suo assassino, un collega tunisino, che però respinge ogni accusa. Il caro voli finisce a Bruxelles. La Commissione europea vuole vedere chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, soprattutto nei periodi festivi. La City di Catania nel degrado, Corso dei Martiri e Corso Sicilia tra rifiuti e abbandono. I progetti di riqualificazione sono fermi da anni. Il sogno siciliano di Claudia Gerini, presentato il nuovo film girato a Sciacca, una commedia romantica che esalta le bellezze dell'isola. Calcio per il nuovo allenatore del Catania, in corsa Baldini, Lucarelli e Maran. Domani si scende in campo per Coppa Italia, in panchina contro il Picerno siederà Zeoli. Calcio, vigilia di match per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato. Dunque salta fuori una talpa alla Procura di Palermo. Si tratta di un commesso giudiziario che è stato arrestato questa mattina dalla polizia al culmine di un'indagine coordinata dalla DDA di Palermo. L'uomo avrebbe fotografato i fascicoli di indagine in corso durante il trasferimento da una stanza all'altra. Per i dettagli sentiamo Maglio Viola. Da precario della regione siciliana nel progetto Emergenza Palermo a talpa della procura del capoluogo siciliano. Sarebbe stata questa la parabola di Feliciano Letta, il commesso giudiziario assegnato proprio alla Procura della Repubblica e alla DDA presso il Tribunale di Palermo, arrestato stamattina dalla polizia con l'accusa di favoreggiamento aggravato. L'inchiesta è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e non è ancora conclusa, sono in corso numerose perquisizioni domiciliari. Secondo l'accusa era lui la talpa della procura. Il commesso aveva il compito di trasferire i fascicoli da una stanza all'altra e durante questo percorso li avrebbe fotografati trasmettendo le foto degli stessi fascicoli di indagine all'esterno della procura e del tribunale. L'eto e genero dell'imprenditore Vincenzo Passantino, titolare di una ditta di trasporti sottoposta a interdittiva antimafia, e il sabato, giorno di riposo a Palazzo di Giustizia, lavorava per l'azienda di famiglia. Ad incastrarlo sarebbe stato un virus Trojan che la polizia è riuscita a installare nel suo telefonino. Attraverso questo virus ha seguito l'iter delle fotografie scattate ai fascicoli e inviate attraverso sistemi di messaggistica. La notizia dell'arresto è stata confermata da una secca nota stampa del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che annuncia anche ulteriori sviluppi dell'inchiesta. L'operazione, resasi urgente e necessaria per la tutela di numerosi e importanti investigazioni, dice De Lucia, fa parte di una più ampia attività da sempre prioritaria per la Procura di Palermo, volta a salvaguardare la riservatezza delle delicatissime indagini trattate e quindi alla individuazione di talpe che ciclicamente cercano di interferire nella corretta amministrazione della giustizia. E la procura fa sapere anche che il commesso avrebbe sottratto e fatto avere ai familiari del boss della Calza, Luigi Abbate, detto Gino Umitra, un hard disk con informazioni su una indagine di mafia. Parla il fratello di Ayman Serti, il giovane marocchino trovato carbonizzato il 16 febbraio scorso a Merì, in provincia di Messina. Sono passati 8 mesi e la famiglia chiede di conoscere la verità, non credendo all'ipotesi del suicidio. Francesco Triolo. Tanto un ragazzo come Ayman non credo che si suicidi. 8 mesi di silenzio, 8 mesi in cerca di verità. La famiglia di Ayman Serti, il sedicenne marocchino che lo scorso 16 febbraio è stato trovato semicarbonizzato nel grande parcheggio di Piazza Italia 90 a Merì, paese tra Barcellona e Milazzo, nel messinese, non crede all'ipotesi del suicidio. La famiglia di Ayman adesso ha deciso di cambiare avvocato e chiede che venga fatta luce sulla sua morte. Vogliamo noi giustamente la giustizia, sapere la verità, in qualsiasi modo vogliamo cercare la verità.
Il fascicolo d'inchiesta aperto in procura a Barcellona in un primo momento ipotizzava il reato di omicidio, quindi è stato trasformato in istigazione al suicidio, ma Ayman è morto lasciando tanti dubbi e punti interrogativi: perché, come, cosa è accaduto da quando il ragazzo è uscito da casa per andare ad acquistare delle pizze. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera Ayman, dopo aver ordinato le pizze, sarebbe andato dall'unico benzinaio del paese e avrebbe acquistato €1 di benzina. E poi la tragedia, una ricostruzione alla quale la famiglia non crede. La prima cosa, aveva solo 16 anni. La seconda cosa, era un ragazzo pauroso, hai capito? Dormiva vicino a mia madre e quel giorno lo stesso è andato a prendere pizze. Uno che si suicidia non va a prendere pizza, perché io sono andato dopo di lui, no? E quella signora che fa le pizze ha detto che mio fratello ha ordinato 3 pizze, poi si è scomparso. Anche lo stesso giorno lui aspettava mio padre, che quel giorno è venuto a dargli i soldi e trovarci. Quindi io, da queste cose, io non credo che si è suicidato. Mancano l'arma e il movente per l'omicidio del cameriere di Palermo. Le telecamere incastrano il suo assassino, un collega tunisino in servizio in un altro ristorante, che però respinge ogni accusa. Eva Spampinato. Le telecamere incastrano l'assassino del cameriere algerino ucciso a colpi di pistola venerdì sera a Palermo, in via Roma. Si tratterebbe di un altro cameriere, ma del locale di fronte a quello in cui lavorava Samir. Ali El Abed Baghera, 32 anni, tunisino, fermato con l'accusa di omicidio. La procura contesta anche l'aggravante della premeditazione. Il tunisino, torchiato dagli investigatori, ha però negato ogni coinvolgimento. Le telecamere però lo avrebbero immortalato mentre sparava a bruciapelo 2 colpi al torace e un terzo alla nuca di Samir. Da un lato dunque il presunto omicida che respinge ogni accusa, dall'altro le telecamere dei sistemi di videosorveglianza che mostrano la stessa persona che prima pedina Samir e poi lo fredda per strada. Ruota attorno a questi 2 elementi l'indagine sulla morte del cameriere algerino ucciso dopo aver concluso il turno di lavoro al ristorante Appetit di via Enrico Amari. Dal punto di vista investigativo manca ancora un vero movente, anche se sembra legato a vecchi screzi nati sul posto di lavoro. C'è chi ipotizza dei rancori per accaparrarsi clienti, visto che i 2 nordafricani lavoravano in 2 ristoranti adiacenti. E non si trova neanche l'arma utilizzata per commettere l'omicidio. Nel corso dell'interrogatorio, Baghera ha detto di conoscere Samir, con il quale non avrebbe mai avuto uno screzio. Nel provvedimento di fermo, disposto dalla procura, però, si fa cenno ad alcune liti fra l'assassino e la sua vittima, secondo testimonianze raccolte dagli investigatori. Il tunisino, arrivato a Lampedusa con un barcone, aveva ottenuto l'affidamento in prova dal tribunale di sorveglianza per aver incendiato materassi e suppellettili nel centro d'accoglienza di Lampedusa. Per buona condotta era stato successivamente scarcerato e messo in prova. Ha tentato di superare l'esame per la patente di guida con l'aiuto di auricolari collegati ad uno smartphone. Il trentenne però è stato sorpreso da un funzionario della motorizzazione civile di Caltanissetta. Ai poliziotti poi ha confessato che durante l'esame riceveva le risposte esatte proprio attraverso gli auricolari. L'uomo è stato denunciato per tentata truffa aggravata. Il caro voli finisce a Bruxelles, anche la Commissione europea adesso vuole vedere chiaro sugli aumenti spropositati dei biglietti, in particolare nei periodi festivi, e che penalizzano soprattutto le isole. Emanuela Corsi. Biglietti più cari anche del 30% nel giro di 4 anni e profitti eccezionali per le compagnie aeree. Il caso del caro voli arriva a Bruxelles perché anche la Commissione europea vuole vederci chiaro, chiedendo una spiegazione dettagliata e completa ai vettori. Le più colpite dagli aumenti spropositati sono le isole, con la Sicilia in testa, dove le tariffe salgono alle stelle in vista del Natale, ma anche nei periodi estivi. È vergognoso impedire alle famiglie di ricongiungersi per quando si tratta addirittura di 500 euro a tratta. È incredibile che ci siano prezzi del genere. Personalmente però questo mi è capitato anche fuori dal periodo di Natale, mi è capitato delle volte di dover rientrare per ragioni di lavoro, di incontri politici eccetera, o di incontri con i cittadini, e spendere una volta 591 euro per un biglietto. Da parte dell'Unione Europea non ci sarà comunque nessun intervento sul libero mercato, anche perché l'esecutivo non può agire come regolatore nella microgestione dei prezzi o imporla. Stiamo parlando di un servizio e quindi i servizi devono
devono entrare in una logica di prezzo equo, quindi se ci sono speculazioni eccessive rispetto al valore assoluto che può avere un bollo, l'Unione Europea può intervenire sanzionando. Ad esercitare questa pressione, un'indagine dei servizi della commissaria responsabile Adina Valean, che ha trovato subito il favore del ministro Urso e del governatore della Sicilia Renato Schifani, preoccupato da biglietti dal nord Italia all'isola che per le festività arrivano a costare solo andata già oltre i 300 euro. Ma a sperare che questa verifica europea porti a un'azione incisiva ci sono soprattutto i consumatori, con il Codacons che chiede un intervento comune a livello europeo per bloccare gli algoritmi e Assoutenti che invece invoca sanzioni esemplari verso le compagnie scorrette. Piano regionale dei rifiuti da rifare in Sicilia per consentire la realizzazione dei 2 termovalorizzatori decisi dal governo Schifani. Il Ministero dell'Ambiente chiede l'aggiornamento del piano che così subisce un rallentamento. Maglio Viola. Non ci sarà nessuno stop al percorso dei termovalorizzatori in Sicilia, ma un nuovo rallentamento, quello sì. E nel frattempo a rallentare ulteriormente il percorso ci penseranno le barricate annunciate dalle opposizioni regionali in aula. Il governatore Renato Schifani ha convocato il tavolo tecnico per la revisione del piano regionale dei rifiuti, un passaggio necessario dopo che da Roma i tecnici del Ministero dell'Ambiente hanno posto una questione di metodo. Per approvare i 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia occorre prima revisionare il piano rifiuti. Dunque ok all'accordo fra Schifani e il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ma per dimensionare gli impianti occorre conoscere con precisione la produzione di differenziata e di frazione secca non riciclabile. In tempi brevi è stata così predisposta la nuova bozza di aggiornamento del piano rifiuti della Sicilia, che adesso passa al tavolo tecnico e poi diventa norma da affrontare in Parlamento. Ma le barricate annunciate da PD e 5 Stelle sono su un aspetto specifico della nuova bozza, ovvero l'annullamento del limite dei 3 km di distanza fra gli impianti di smaltimento e i centri abitati. Una guerra di principio e di comunità che rischia di far slittare ancora una volta tutto e proseguire di emergenza in emergenza. Ha diritto alla carta docente, un bonus da 500 euro l'anno, anche un insegnante precario. Questa è la sentenza emessa dal giudice del lavoro di Palermo che ha accolto il ricorso presentato da un professore di chimica e matematica precario da 18 anni. Al docente sono stati riconosciuti anche gli arretrati per un totale di 4.000 euro. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Il cuore finanziario di Catania, i centrali Corso Sicilia e Corso dei Martiri sono abbandonati nel degrado in attesa di interventi di riqualificazione, ma i progetti sono fermi da anni. Tonino De Mano. Siamo in pieno centro storico a Catania, alle spalle abbiamo il Corso Sicilia e quello che vedete è un marciapiede, o sembrerebbe tale perché praticamente è impossibile percorrerlo. Guardate quello che c'è a terra, rifiuti di ogni genere, scarti edili, gomme, vetro e l'immancabile Eternit. Il salotto buono di Catania trasformato in pattumiera, di giorno affollato anche grazie alla fiera e di sera senza controllo con episodi di microcriminalità che non lasciano dormire sonni tranquilli. Sono tante le segnalazioni alle forze dell'ordine e alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 provenienti da Corso Sicilia e Corso dei Martiri che da anni attendono progetti di riqualificazione. Un'operazione rilancio che passa di amministrazione in amministrazione, di sindaco in sindaco, con la speranza sempre che sia la volta buona. Nel frattempo il centro storico è quasi un dormitorio a cielo aperto e al calar della sera la sicurezza è un optional. La mattina spesso e volentieri mi sveglio con spazzatura davanti alla vetrina, gente che mi dorme accanto, coperte, robe varie. C'è tanta gente che è anche spaventata, molti mi capitano che entrano dentro il negozio per paura. Ah, la borsa è quello, mi hanno rubato quell'altro, entrano, hanno paura e li devo chiudere dentro. Sono stato anche un po' di mesi fa, qualche annetto fa, aggredito io con una persona, che c'è una denuncia anche fatta di un lancio di un bottiere di vetro e quant'altro, perciò non ne possiamo più veramente, siamo proprio esausti di queste cose qua. Sotto i portici di Corso Sicilia il degrado è sotto gli occhi di tutti, si gettano i rifiuti e si bivacca. Poco più avanti le fosse di Corso dei Martiri attendono che dai cassetti di Palazzo degli Elefanti si tirino fuori i progetti esecutivi e intanto ospitano senza tetto che trovano alloggi di fortuna scavalcando le recinzioni. Da queste parti dovrebbe sorgere un parcheggio multipiano che potrà ospitare 350 auto. L'ultima parola spetterà al comune che a sua volta attende i privati.
il 2024 potrebbe essere la volta buona. E dopo queste immagini di degrado parliamo invece di bellezze. Sicilian Holiday è un sogno fatto in Sicilia, infatti una commedia romantica, l'ultimo film girato nell'isola che esalta le bellezze della nostra terra. Nel cast c'è anche l'attrice Claudia Gerini, l'ha incontrata Marco Gullà. È stato presentato questa mattina all'Assemblea regionale siciliana Sicilian Holiday, un sogno fatto in Sicilia, una commedia romantica ambientata appunto nella nostra terra e in particolare a Sciacca e che racconta la storia di Mia, una giovane attrice dal passato tormentato che si innamora di Nino, uno scultore di Sciacca ricco solo del suo talento. Protetta dal senso di comunità del piccolo borgo siciliano, dalla bellezza dei luoghi e della gente, Mia subisce una trasformazione che la cambierà per sempre. Fa parte del cast anche Claudia Gerini, oggi a Palermo per la presentazione della commedia. Nel film lei è Francesca. È una ex showgirl che ha lasciato un po' la sua carriera per le figlie e per sposare questo imprenditore siciliano che però l'ha portata a Londra. Per 20 anni vivono a Londra e adesso quindi è un ritorno inizialmente travestito da esperienza diversa, in realtà poi vedremo che c'è dietro la storia di questo marito un'esigenza proprio di tornare qui e di riprendersi quello che non hanno più coltivato, quello che hanno forse dimenticato vivendo fuori. Il film è un omaggio alla Sicilia. Vuole proprio esaltare l'autenticità e la bellezza e la ricchezza che abbiamo qua in Sicilia e quindi siamo felici di presentarlo e speriamo in futuro, già abbiamo altre idee di sviluppare altri progetti cinematografici perché poi il cinema riesce veramente a portare una visione e nel mondo quello che abbiamo qua, che non è stato raccontato. Due turisti argentini hanno dimenticato a bordo di un treno Intercity proveniente da Roma uno zaino con dentro non solo i loro passaporti ma anche 2.300 euro in contanti. La polizia di Siracusa l'ha recuperato e riconsegnato alla coppia. Ad accorgersene un passeggero che ne ha segnalato la presenza al capotreno che a sua volta ha allertato i poliziotti. A Sicilia 24 Focus, dopo il TG si parlerà di bambini in crescita, di mamme, di allattamento materno, di cure e attenzioni durante la gravidanza. Ospiti di Adelaide Barbagallo, Michele Tuttobene, presidente Associazione Bambini in Crescita, i direttori di terapia intensiva del Garibaldi e del Cannizzaro, Gabriella Tina e Pietro D'Amico, la neonatologa Maria Rita Rinaldi, la responsabile della Banca del Latte del Garibaldi, Loredana Conti. Inviate le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005, la trasmissione anche in streaming sulla siciliaweb.it. C'è adesso una pausa e poi torniamo con gli aggiornamenti sportivi. Calcio è una volata a 3 per il nuovo allenatore del Catania, in corsa Baldini, Lucarelli e Maran. Domani si scende intanto in campo per la Coppa Italia, in panchino contro il Picerno siederà Zeoli. Tonino De Mana. Baldini, Lucarelli, Maran, in rigoroso ordine alfabetico perché le quotazioni dell'uno e dell'altro salgono e scendono tipo montagne russe. Sono ore concitate e febbrili in casa Catania con la dirigenza etnea a caccia del successore di Tabiani, silurato insieme al suo staff tecnico e al DS Laneri. Dopo la sconfitta di Potenza, la quinta in 12 partite, forse la più deludente dal punto di vista del gioco e del carattere. 3 ex in corsa per la panchina rossa-azzurra, tutti conoscono bene la piazza e sanno a cosa andranno incontro in termini di critica ed in termini di passione e pressione. Maran, prima di liberarsi, dovrà risolvere alcune pendenze economiche con il Pisa. Dopo l'esperienza di Terni, invece, Lucarelli può accasarsi in Serie C grazie ad una nuova regola che consente agli allenatori esonerati in B entro il 20 dicembre di poter trovare una nuova collocazione. Sono in attesa di una chiamata anche Aieti e Javorcic. E poi c'è il nodo DS. Se dovesse arrivare Baldini, la scelta potrebbe ricadere su Castagnini, altro ex rossa
rosso-azzurro, ma il nome caldo è quello di Faggiano, che ha lavorato nel Parma della Cavalcatena con l'attuale DG Carra. L'annuncio dell'allenatore e del nuovo direttore sportivo è atteso nelle prossime ore. Domani alle 21 intanto il Catania torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia. Al Massimino arriva il Picerno e sulla panchina rossazzurra siederà Michele Zeoli, tecnico della Primavera e già vice di Ferraro. Per ovvi motivi è prematuro parlare di formazione, probabilmente scenderà in campo chi ha giocato meno. In ogni caso tutti avranno voglia di riscatto per convincere e scalare gerarchie in vista della nuova conduzione tecnica. Vigilia di match anche per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Brescia. Marco Gullà. Eugenio Corini non rischia la panchina, ma già a partire dalla gara interna di domani contro il Brescia deve invertire il trend degli ultimi 270 minuti. In 3 partite un solo punto e per lo più al Barbera i rosanero continuano a fare male. Ecco perché il recupero della seconda giornata contro il Brescia in programma alle 18:30 di domani diviene già uno step fondamentale per la compagine rosanero. Si è fatto male intanto Di Francesco, l'ex Lecce ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, ma tornerà dopo la sosta di campionato. Corini però può nuovamente contare su Di Mariano e Koulibaly, che faranno parte dei convocati per la gara contro le rondinelle. Potrebbero trovare spazio nel corso del match, ma non partiranno titolari. Un nuovo bivio per il Palermo e per Corini, che per scardinare la sua ex squadra si affiderà ancora al 4-3-3 e al tridente con Insigne confermato a destra, Mancuso nell'ibrido ruolo di esterno sinistro accentrato, mentre Brunori confermato al centro. L'allenatore bresciano sotto pressione a 180 minuti per far cambiare direzione al suo Palermo. Domani il Brescia, poi domenica, sempre in casa, ci sarà il Cittadella. Il telegiornale finisce qui, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.